C'è un tratto di litorale agrigentino bello e impossibile, la scogliera a picco sul mare, la famosa Scala dei Turchi, non è solo meta turistica, ma un luogo dai soccorsi rocamboleschi. Spesso la gente riesce a farsi male tanto da fratturarsi degli arti. È un luogo difficile da controllare, se bagnato anche pericoloso. Ieri due turiste colte da malore sono state soccorse proprio alla Scala dei Turchi dalla Guardia Costiera. Nel primo intervento è stata fatta evacuare via mare una ragazza ventenne di Realmonte. Gli operatori del 118 non riuscivano via terra ad effettuare il trasporto della donna. In banchina c'era però già un'ambulanza del 118 che l'ha trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Stessa procedura, quindi via mare per il secondo intervento. Ad essere trasportata è stata una turista napoletana di 51 anni, colta da malore. Il comandante della Capitaneria di Porto, il capitano di fregata Gennaro Fusco, ricorda ancora una volta a quanti si apprestano a visitare la Scala dei Turchi di farlo con cautela, prestando la massima attenzione nei movimenti, rispettando le prescrizioni riportate nei cartelli. La Scala dei Turchi non merita ciò che vediamo lì ogni giorno, scrive Mario Amico Agrigento, sembra di vivere in un circolo dantesco. Ombrelloni piantati nella marna, rifiuti, biciclette, tuffi dal promontorio e l'asportazione di pezzi di marna per colpa di una vigilanza estremamente carente. Sappiamo, prosegue Mario Amico, che una ditta ha presentato al comune di Realmonte un progetto per una seria guardiania dei luoghi che effettuerebbero a titolo gratuito. Si proceda dunque, scrive Mare Amico, in questa direzione almeno fino alla fine della stagione estiva per evitare ulteriori danni.